Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di lunedì 21 marzo. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino di Belluno, che in prima pagina, come titolo principale, ha il seguente: siccità, Veneto in fiamme, 100 giorni senza pioggia, 6 incendi in poche ore. La protezione civile, rischio molto alto in quasi tutta la regione. Spiega il Gazzettino. Più di 100 giorni senza piogge, si aggrava la siccità per i fiumi e per il Po in particolare, oltre che per tutta l'agricoltura. In Italia la primavera parte con un terzo in meno di precipitazioni. Si impenna il rischio incendi. In Veneto 6 in poche ore. Decine di volontari di protezione civile impegnati nello spegnimento. Naturalmente in evidenza anche la guerra in Ucraina, alla quale sono dedicate le prime pagine del giornale. Razzi sui civili e deportazioni, pulizia etnica a Mariupol. Distrutta una scuola con 400 rifugiati, l'ultimatum di Mosca resa entro l'alba. Il governo annuncia in migliaia vengono trasferiti verso la Russia. Evidentemente si tratta del governo ucraino. L'allarme dell'ONU, già 10 milioni di sfollati, una casa di riposo presa di mira nel Luhansk, 56 morti. Il miracolo dei 71 orfani salvati da un sotterraneo a Sumi, 2 settimane senza cibo e medicinali. Tante storie, alcune che finiscono anche bene, altre davvero drammatiche. L'orrore degli stupri di massa. Cercano le mogli dei militari. Il racconto del vice premier ucraino. Molte donne violentate dai russi per ore e poi assassinate. Nel mirino anche le soldatesse catturate, già aperte 2000 indagini per le violenze. Testimonianze alla Corte internazionale di giustizia. Siamo di fronte a un genocidio. Davvero testimonianze preoccupanti di tragedie che accompagnano questa guerra che la Russia ha aperto sul territorio ucraino. La Turchia, intesa vicina, e Zelensky, il presidente dell'Ucraina, irrita Israele. Parlando al Parlamento israeliano, ha paragonato i russi a Hitler, paragone non gradito da Gerusalemme. Ankara, la capitale della Turchia, aperture sulla neutralità, molto difficile accordarsi sui territori. In salita il tetto del caro gas, Draghi avrà via libera sugli aiuti alle imprese. E questa pagina approfondisce i temi delle conseguenze in Italia e in Europa del conflitto in Ucraina. Draghi chiede a Bruxelles di ripartire nella UE gli effetti delle sanzioni a Mosca. I paesi del nord sono contrari a fissare limiti ai prezzi, sì ai sostegni alle aziende. E c'è anche una notizia relativa alla condanna di Papa Francesco dell'aggressione contro l'Ucraina. Un massacro insensato, così lo ha definito ieri all'Angelus. E le misure del governo italiano per questa crisi: benzina, slitta lo sconto, si tratta sull'extragettito. Il taglio di 25 centesimi sulle accise sarà operativo non prima di mercoledì. Confermato il prelievo sulle imprese, ma il meccanismo potrebbe cambiare. Si tratta delle imprese che hanno avuto benefici dal rincaro del gas. Cambiamo argomento, passiamo a quello della pandemia. Reinfezioni in aumento, più colpiti donne e giovani. Con la nuova variante Omicron 2, un secondo contagio è più probabile. L'Istituto Superiore di Sanità, chi è guarito da oltre 7 mesi rischia di tornare a risultare positivo. È ancora presto per dire se questo rialzo dei casi avrà un impatto sugli ospedali. Questo quello che viene sottolineato da uno degli esperti.
E poi la pagina relativa al pericolo di incendi, Veneto in fiamme, 6 incendi in poche ore, e c'è anche una cartina in cui il Veneto viene diviso tra zone a pericolo molto alto, alto, medio o basso. In provincia di Belluno compaiono un po' tutte queste zone. Nella pagina successiva viene presentata la vicenda di Samantha Dinca, la giovane di Feltre, che era in coma vegetativo e che nella giornata di sabato scorso è morta. Giovane per la quale i genitori avevano chiesto di poter porre fine alle sofferenze. Ed eccoci alla prima pagina della parte del giornale dedicata alla provincia di Belluno, che inizia con un titolo dedicato proprio alla vicenda di Samantha Dinca, ma che come fotonotizia del giorno ha quella di Elisa Caffont, che in Germania ha ottenuto un grande risultato nello snowboard bellunese, nello slalom parallelo a squadre della Coppa del Mondo. Un podio che dedica alla nonna. Ma andiamo all'interno del Gazzettino di Belluno. Dolomiti in televisione e il nostro turismo vola. Sono sempre maggiori le produzioni in provincia. Il presidente della provincia Padrin: così si allunga la stagione, ma servono anche in prospettiva antispopolamento. Si tratta di una forma promozionale che è efficace. Dovremmo essere bravi a sfruttare queste occasioni e investire sull'accoglienza, sottolinea il presidente della provincia. Oggi ripresa in Val di Zoldo, nuova fiction austriaca. Chuck, San Vito come cortina, il cinepanettone si gira qui. Già registrate le prime scene sulla neve con grandi attori per un prossimo film. Dopo Un passo dal cielo, il comune di San Vito è diventato appetibile per altre produzioni. La troupe tornerà quest'estate, confermata anche la fiction di Rai 1. Fiera del Legno, decolla il progetto di Confartigianato. I primi risultati saranno presentati ad Agrimont. È vietato ammalarsi a Castion. Un dottore va in pensione e l'altro a Limana, e nella frazione scatta l'allarme. Il portavoce è l'ex consigliere comunale Celeste Balcon. L'ULSS si è già attivata per trovare una soluzione ed ha il lavoro per mantenere un ambulatorio al fine di limitare i disagi. SOS Medici da Valbelluna a Quero Vas, ambulatori chiusi, assistenza a rischio. Si tratta di un problema presente da tempo e che ogni tanto trova che si aggrava, il problema della mancanza di personale. Primo pioniere del soccorso, 8.000 ore di volo, tante vite salvate. Il saluto a Bernardi, da oltre 30 anni pilota del 118, che ora va in pensione. ACC, impasse superata, ora il tavolo. SEST beneficerà degli sgravi contributivi per le assunzioni. Era questo un punto in discussione che per fortuna ha avuto una verifica positiva, e quindi si tratta di un altro passo avanti verso la reindustrializzazione del sito dello stabilimento ACC di Mel. Quero Vas, 50 ecovolontari al lavoro, raccolti 8 camion di rifiuti. Le squadre al lavoro tra Quero e Vas hanno ripulito aree vicino a fiumi e strade, raccolti decine di sacchi di plastica, lattine e sigarette. Feltre, Forlin se ne va, nessun terremoto nel centrodestra. Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Vittoretto spiega i nuovi scenari.
dopo la decisione di Nadia Forlin della Lega di uscire dal gruppo della Lega e di presentarsi come candidata alle prossime elezioni comunali. Sci voga sulle Cinque Torni, il trofeo a Venezia. Prima edizione della manifestazione che unisce Cortina alla laguna. Vince lo sciatore dello Yacht Club Venezia. Piste inclusive, Bebe Vio torna sulle nevi con Art for Sport. L'iniziativa della campionessa paralimpica si era fermata per la pandemia, ora riprende a Cortina. Santo Stefano di Cadore, anche il Museo Surrealista Reggianini ricorda Papa Luciani con una iniziativa. E si apre poi sul Gazzettino l'ampia pagina dedicata allo sport. In copertina l'impresa di cui abbiamo già detto di Elisa Caffont con lo snowboard. E poi per la mountain bike compleanno con trionfo per Giada Specia. Ieri la Feltrina compiva 22 anni e li ha festeggiati vincendo a Gaerne davanti alla rivale Giorgia Marchette. E per il rugby al pago stoico, ma vince Feltre. Il confronto è andato a appannaggio di Feltrini per 22-7. Anche il punto di bonus per il Belluno Scatenato che sempre nel rugby ieri ha battuto lo Jesolo per 66-10. E per il biathlon la Vittozzi un 23° posto per chiudere la Coppa del Mondo. E siamo alla pallavolo, sfida impossibile, ma la Darol Logistics Belluno ritrova il giusto spirito pur venendo battuta per 3-0 nelle Marche dalla capolista del campionato di A3. E sconfitta anche la pallavolo Belluno femminile che è stata superata in casa per 3-0. Ma dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi. Il titolo principale in prima: sindaci e comitati civici no a nuove centraline. La crisi energetica rilancia le rinnovabili, hanno gravi impatti e producono poco. Questo il giudizio di vari amministratori riguardo alle centraline. Ma le prime pagine del giornale sono dedicate alla guerra in Ucraina. Il martirio di Mariupol, questo è il primo titolo che troviamo. Bombe anche dal mare. Colpita scuola dove si nascondevano gli sfollati. I miliziani ceceni, pulizia quasi completata. La Russia dà l'ultimatum per la resa e come abitudine il Corriere delle Alpi propone un bollettino di guerra con i principali fatti accaduti ieri nel 25° giorno di guerra. Viene segnalato l'assalto appunto a Mariupol che è sempre più violento. E poi il conflitto non ha risparmiato i civili nell'est dell'Ucraina, dove si è avuta notizia di una strage in una casa di riposo. Sugli altri fronti l'armata di Putin ha continuato ad attaccare dal cielo e con l'artiglieria, prendendo di mira soprattutto depositi di armi, munizioni, centro comandi e dei comandi base. La Russia ha lanciato un altro missile ipersonico per la seconda volta in 2 giorni. E ancora, per l'intelligence c'è una minaccia alta di un'offensiva della Bielorussia in direzione Volyn. Sopravvissuto. In questo caso il Corriere delle Alpi parla della vicenda di un italiano bloccato a Kiev. Non ho acqua né cibo. Si trova in un'area al momento difficile da raggiungere. La moglie, mio marito è circondato, non lo sento da 2 giorni. Si tratta del romano Andrea Cisternino, intrappolato a Kiev. E poi per quanto riguarda il lavoro della diplomazia, Zelensky al Parlamento di Israele: Putin è come Hitler. Il presidente ucraino: parlare con la Russia o sarà terza guerra mondiale.
Gelo in Israele dopo il paragone con la Shoah, ma per Ankara, per la Turchia, l'accordo è vicino. La trincea di Kiev, viaggio con la Croce Rossa ai checkpoint russi fuori Kiev. Aiutiamo i civili a scappare dalle zone dei bombardamenti. Gli attacchi aerei si ripetono all'alba e al tramonto, ma per il momento l'esercito ucraino blocca l'avanzata di Mosca. E vediamo qualche riflesso della guerra in provincia di Belluno, soprattutto sul fronte della solidarietà e dell'accoglienza. Dosoledo, l'accoglienza inizia dalla scuola. 2 bambine ucraine nelle quinte elementari. La preside, impatto positivo, tanti genitori ci hanno dato una mano. In Polonia per dare una mano a 31 profughi ucraini, negli occhi tanta tristezza. Giovanna Baldisserra li ha portati in Italia con pullman della Garbin. Ci hanno chiesto medicinali, torneremo a marzo con dei pulmini. E ieri di corsa a Pra del Moro a Feltre per raccogliere fondi proprio per l'Ucraina, e ci sono anche 2 foto di questa manifestazione podistica. E poi una pagina dedicata all'uomo che dall'alto guarda il mondo. Si tratta di Carlo Budel, che gestisce la capanna Punta Penia a quota 3.343 metri sulla Marmolada. Sono scappato dalla fabbrica per venire qui, è dura, ma non me ne sono mai pentito. E questo è il titolo che presenta l'intervista a Carlo Budel, nato a Feltre e fotografato anche nel suo rifugio, che è il più elevato delle Dolomiti. E per quanto riguarda le pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno, sindaci e cittadini già in allarme, no a speculazioni sull'idroelettrico. La dipendenza energetica fa tornare in auge le rinnovabili, le mini centraline hanno gravi impatti e producono poco. Da Zoldo al Cadore il nostro territorio è già troppo sfruttato, ora va solo tutelato. Questo il parere di varie amministrature. Aperture invece sul fotovoltaico e impianti idroelettrici sugli acquedotti. Assunzione dipendenti della ACC, via libera agli sgravi contributivi. La norma è contenuta nel decreto legge energia, risolto uno dei principali ostacoli all'acquisizione dell'ACC da parte della SEST di Limana. Una task force per stoppare la malavita. Enti locali, prefettura e forze dell'ordine in prima linea per controllare gli appalti legati ai bandi delle Olimpiadi e del PNRR. Il presidente della provincia Padrin, occhi puntati sul settore dell'edilizia, i milioni in gioco fanno gola a tanti. Libera Veneto in piazza Tiziano a Pieve di Cadore, in diretta il discorso di Don Ciotti. Oggi la manifestazione regionale dell'associazione, saranno letti i 1055 nomi di vittime di mafia. Dobbiamo ricordarli. E sempre per le vittime di mafia, ieri sera a Pieve di Cadore si è tenuta una veglia di preghiera col vescovo Marangoni. Tanti giovani, una rinascita. Questo è il titolo del Corriere delle Alpi. I fedeli hanno riempito la chiesa, hanno accolto l'invito a una riflessione e preghiera per le vittime della mafia. La parola d'ordine è velocità, servono occhi e teste allenate per captare i pericoli. Non solo Cortina 2026, anche col PNRR l'obiettivo è snellire le procedure, trasparenza e lotta alla corruzione sono rimaste in secondo piano. Queste le armi per evitare di dare modo alla mafia di agire. E andiamo ancora avanti. Sci, prime chiusure, bollette pesanti ma bilancio positivo. Ieri l'ultimo giorno sul Monte Agudo in Nevegal e sulla Vina. Fabio D'Avia,
per fortuna in tanti avevano contratti bloccati per quanto riguarda l'aumento delle bollette. Un sorriso dal Nevegal, la stagione è stata super, politica dei prezzi vincente. Roberto Pietrobon soddisfatto per l'inverno sul colle del capoluogo. È tutto da dimostrare che le precipitazioni sono sempre più rare, questo è il suo parere. Il Monte Avena festeggia più 30% di presenze rispetto all'inverno 2019, Gorza soddisfatto, da dicembre non ci siamo mai fermati, poche le scuole ma tanti gli sciatori che arrivano dal Trevigiano. Il PD disponibili al confronto con tutti. Dopo le parole di Olivotto, De Moliner lascia aperta la porta, l'obiettivo primario resta l'unità del centro-sinistra. C'è in atto tutta la discussione tra i due candidati a sindaco attuali del perimetro del centro-sinistra, Vignato e Olivotto. A Feltre, bitume scarso e rincarato, lavori stradali fermi al palo. In sospeso il piano da 150.000 euro già appaltato per l'asfaltatura delle comunali. Il sindaco Slongo, la ditta non può procedere perché manca la materia prima. Piccoli ciclisti in sella, il Fuen inizia la stagione con Turrin alla presidenza. Restaurata la lapide per i caduti di Facen. Doveroso ricordare. Siamo in comune di Pedavena. Il sindaco Castellaz e il presidente della sezione ANA Mariec hanno invitato a mantenere viva la memoria storica. Caorera, cambio della guardia alla guida del Museo del Piave. E poi per lo sport, anche sul Corriere delle Alpi si comincia con le cronache relative alle partite del rugby. E poi ci sono naturalmente anche tante cronache che riguardano il calcio. Ieri la Serie D era ferma, ma ci sono state le partite di tutti gli altri campionati. Vediamo per la promozione. Pilotti apre e chiude, il Fioribar soffre ma batte il Ponzano per 4-2. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.